Quarta corsa, premio Circolo Aurora Forlì. Prova per 4 anni vincitori da 8 a 32.000 euro in carriera. Sono 7 soggetti al via sul doppio chilometro, macchina che aziona i lampeggianti per iniziare l'allineamento. Corsa in cui il numero 1 di Dominus Fass è il netto favorito della corsa. Autostart che si muove con il numero 1 Dominus Fass Roberto Vecchione, 2 Dante ZS VP dell'Annunziata, 3 Dylan Chris Roberto Faticoni, 4 Dama di Prussia Marco Stefani, 5 Darwi Wise L Carmine Piscuoglio, 6 Duchessa Griff Michele Raimo, 7 Nis Dorial Mail Maurizio Cheli. Autostart che prende velocità, si ritrae Duchessa Griff, con cautela anche Darwi Wise L. E si parte con la velocità di Dominus Fass, che cerca di difendere lo steccato dall'attacco esterno di Dama di Prussia, la quale passa a condurre, sbaglia Dominus Fass e così il netto favorito della prova si elimina all'imbocco della prima curva. Dama di Prussia in vantaggio. In seconda posizione filtrata Denise Dorial Mail, che va a chiedere strada a Dama di Prussia. Marco Stefani si volta però e replica per il momento, insiste Denise Dorial Mail che passa a condurre. Dama di Prussia che sul doppio chilometro preferisce agire di rimessa, 29,8 per i primi 400 metri di corsa. E così dalla seconda fila Maurizio Cheli ha inventato per passare a condurre con Denise Dorial Mail. Rimane seconda Dama di Prussia, avanti a Dante ZS, in quarta posizione Darwi Wise L, poi Dylan Chris alla retroguardia c'è Duchessa Griff. Una frazione che sembra ora lenta sulla retta opposta alle tribune, c'è un paletto infatti in 15,5, 1 minuto e 4 decimi per i primi 800 metri di corsa e al termine della piegata di sinistra si arriverà a metà gara. Muove dall'ultima posizione Duchessa Griff, che sul rallentamento della testa gira il gruppo e cerca di portarsi con la spesa minore possibile a tiro dei primi. 1,17 il primo chilometro da parte della Battistrada, figlia di Victor Joe che conduce, Dama di Prussia che le sta in scia, a largo Duchessa Griff, terzo in corda Dante ZS a precedere il solo Dylan Chris, perché Darwi Wise L è andato a fare la seconda pariglia alle spalle di Duchessa Griff. La piegata di destra passata da Denise Dorial Mail in controllo in 15,5, Duchessa Griff che stenta al largo, viene in terza corsia e mette in campo la sua progressione Darwi Wise L, che trova sulla sua strada però un mezzo anticipo da parte di Dama di Prussia, si infila di dentro allora Dante ZS, brutta situazione per Dama di Prussia che è presa tra i cavalli e così Darwi Wise cerca di portarsi su Denise Dorial Mail, gli altri che si sono ostacolati tra di loro, insiste Darwi Wise L all'attacco di Denise Dorial Mail che prova a vendere cara la pelle alla retta arrivo con Denise in vantaggio, Darwi Wise che attacca, poi gli altri che provano a ringambarsi, Denise Dorial Mail ancora davanti ma Darwi Wise trova ora l'azione giusta, Darwi Wise che mette qualcosa avanti all'avversaria, Darwi Wise L che viene a vincere nei confronti di Denise Dorial Mail, al terzo posto Dama di Prussia. 29 a chiudere, 1:15,4 ragguaglio cronometrico, Carmine Piscuoglio per Battista Congio, i colori della scuderia Don Peppe. Doppio chilometro trottato sul piede del 2:31, il successo di Darwi Wise L, un figlio di brillantissime 7 Lune Bar, che come da caratteristiche inscena la progressione negli ultimi 600 metri. Questa volta la progressione è vincente, vince con una lunghezza nei confronti di Denise Dorial Mail al terzo posto, Dama di Prussia.